Euroregione.news. Costo dell'energia, energivore in crisi? Per toccare con mano la situazione di queste grandi società friulane abbiamo interpellato Massimo Casari di CMF SPA di Cormons, Gorizia, azienda in forte espansione che si occupa di forgiare metalli. Come vivete la crisi in questi giorni? Per noi l'energia è la componente fondamentale per mandare avanti i nostri progetti, i nostri forgiati, per costruire il futuro dei nostri clienti. La crisi energetica ci sta toccando in maniera molto prevalente. La fortuna è che il nostro prodotto comunque è estremamente ricercato ed è un prodotto di cui il mondo ha ancora bisogno. Quindi un po' con accorgimenti, un po' con aggiustamento di prezzi riusciamo in qualche modo a procedere in questa situazione molto tenebrosa. Stiamo valutando eventuali sistemi alternativi, sistemi fotovoltaici, sistemi di energie rinnovabili che ci possono dare una mano in un momento di crisi come questo. Futuro incerto. Non si può veramente sapere dall'oggi a domani come andranno le cose, c'è la speranza sì che le cose migliorino, ma ci vuole anche la volontà delle aziende di andare avanti senza stare troppo tempo a sperare in aiuti miracolosi. Bisogna fare il conto delle proprie forze per poter andare avanti. Da Cormons, Marco Mascioli. Euroregione.news.